Buonasera a tutti, ben ritrovati qui in mia compagnia in questo episodio della live dedicata alle Sibille e alla lettura appunto delle Sibille online, qui in diretta con me, dove potrete appunto telefonarmi e ricevere la risposta su una domanda a vostra scelta. Mentre attendo, ciao Marietto, mentre attendo che ci raggiungano più persone, vi dico, insomma, vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto, vi invito a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano se ancora non lo aveste fatto e vi intrattengo un pochino presentandovi un circuito di cui ho parlato oggi nella diretta, no scusatemi, nella registrazione, è un circuito pila, è molto, ecco lo metto così lo vedete bene, un circuito veramente una novità assoluta che potrete appunto trovare nei prossimi giorni nei nostri canali sul sito ilcapitano.altervista.org, nei gruppi I Casti Sacerdotali e Magie, Sibille, Tarocchi, Radiestesia su Facebook. Dunque se ancora non vi siete iscritti, non avete chiesto l'iscrizione, raggiungeteci, saremo ben contenti di trovarci quotidianamente. Dunque questo lavoro di cui ho parlato oggi, vi rimando comunque a vedere la pillola di oggi e di seguire anche il canale del Marietto Veneziano proprio per guardare anche la sua spiegazione e come appunto va utilizzato questo circuito. Bene, allora la diretta di stasera è destinata alle domande in diretta. Vi dico il numero per chi ancora non lo conoscesse a cui chiamarmi: 347 8702 622. Ripeto, 347 8702 622. La diretta andrà avanti fino alle 21 e dunque entro questo termine, se mi chiamerete, riceverete una risposta su una domanda a vostro piacere. Intanto saluto Tiziana, bentrovata, buonasera anche a te. Grazia, buonasera anche a te. Dunque non siate timidi, se avete una domanda per la quale aspettate una risposta potete proprio chiamarmi e con le Sibille vi darò una risposta. Ecco qua. Allora, alzo il volume. Pronto? Ciao Ilde, sono Grazia. Ciao Grazia, ben trovata. Ciao, buonasera a tutti, grazie. Ho dovuto spegnere il cellulare e telefonare perché non posso seguire il diretto perché sono ancora senza computer. Benissimo, sì, ma comunque è meglio perché così non abbiamo un effetto rimbombo eventualmente. Ma mi sarebbe piaciuto anche vedere, insomma, però purtroppo non posso vedere. Potrai guardare la registrazione che resterà comunque sul canale. Dimmi pure la tua domanda, Grazia. Sì, lo sai, io sto rincorrendo una cosa, quindi a tutti i costi sto cercando insomma delle risposte e trovare delle soluzioni. Quindi la mia domanda è, se è possibile, mio fratello Luigi, nato il 5 gennaio del 63, come sta messo lui? Se posso sapere, a livello energetico, a livello di energie sue, insomma. Va bene, guardiamo un pochettino. È una diretta con le Sibille, dunque vediamo il responso delle Sibille. Dunque non è una valutazione radiestesica, ok? Non sono in grado di dirti bovis o altre cose. Va bene. Giusto per capire la situazione. Hai detto si chiama Luigi, giusto? Hai detto che si chiama Luigi, giusto? Luigi. Sì. Ok, perfetto.
Allora, tuo fratello si dà molto da fare, è una persona comunque volenterosa che non si abbatte facilmente, non perde la speranza facilmente. Vediamo ehm, velocemente. Allora, ascolta, Grazia. Tuo fratello arriva da un periodo molto difficile, un periodo duro dove ha avuto parecchie contestazioni, dove ci sono stati anche delle occasioni che però sono sfuggite anche a causa di interferenze esterne. Lui si dà da fare, ma è come se fosse bloccato. Prova a mettere passione nelle cose che fa, però ha un pochino, per qualche ragione, il freno tirato. Attualmente, in questo momento, lui è preoccupato, in certi momenti sembra quasi soddisfatto di quello che riesce o quello che intravede arrivare, no? Ha un atteggiamento comunque positivo in certi momenti, ma in altri tende ad abbattersi. Comunque deve fare attenzione a non fare le scelte sbagliate, a non sottovalutare le cose per leggerezza, ok? Deve fare molta attenzione ai passi che fa. Ad ogni modo, prossimamente vedo che avrà delle situazioni fortunate, ma dovrà fare i conti con gli errori passati. Però c'è la possibilità di ricominciare, ripartire da capo, ma dovrà assolutamente impegnarsi. Scusami? Scusa. Non ti sentivo bene, c'è la voce che va e viene. Ah, però la guarderai nella registrazione, non ti preoccupare. Sì, sì, Allora, sì. vedrai che avrà una buona occasione in futuro e riuscirà comunque col sostegno di una persona cara ad avere qualche cosina in più dal punto di vista lavorativo. In particolare è possibile una figura femminile. Grazie, Grazia, e in bocca al lupo per tutto. Alla prossima. Grazie, crepi il Ciao, lupo. grazie, ciao, ciao, ciao. Grazie, grazie. Ciao, ciao. Questo è fatto. Forza, il telefono è libero, chiamate, che vi aspetto. Vi ricordo il numero 347 8702 622 e vi ricordo anche di cercare il bellissimo circuito radionico nuovo, frutto di studi e di test, veramente un ottimo circuito pila per ricaricarsi di energie positive, riequilibrarsi e armonizzarsi con i valori delle Sefirot e scaricare il negativo. Se avete delle domande, intanto saluto anche gli altri che ci hanno raggiunto: Christian, Tiziana, Paola, Maria. Se siete timidi, magari avete timore di essere sentiti perché in casa non siete soli, potete anche scrivermi la domanda e vi posso rispondere comunque anche tramite la domanda scritta. È molto più bello la telefonata per un contatto che ho anche io con voi, ma se volete fare una domanda anche scritta non ci sono problemi, potete utilizzare la chat dal vivo che accompagna la diretta qui su YouTube. Ah, ok, c'è una domanda di Marietto, va bene. Come andrà un viaggio che devo fare a gennaio a Cremona? D'accordo. Vediamo un po'. Bene, il taglio promette bene, ci parla di un qualcosa che ha un grande potenziale, ma è un qualcosa di delicato, dunque probabilmente il viaggio riguarderà una situazione comunque che ha il suo inizio, al suo sbocciare, una situazione
magari non nuovissima, ma comunque recente, che però richiede molte cure, molta attenzione, è probabile che riguardi la sfera affettiva. Vediamo comunque nel dettaglio le carte. Allora, è una situazione che nasce già bene, la persona dovrebbe essere, dovresti incontrare probabilmente una donna più giovane, una donna che comunque è piena di buoni sentimenti e di capacità, con la quale dovresti avere appunto probabilmente un qualcosa di molto intimo, anche se al momento la situazione è bloccata. Purtroppo forse non la vedi questa carta, ma c'è questo. Ci sono dei blocchi, è un po' ferma la faccenda, però in futuro, a parte qualche momento di abbattimento e qualche incomprensione, oppure la possibilità, insomma, che ci si debba concentrare su qualche altro aspetto non prettamente sentimentale, comunque il viaggio di per sé direi che andrà bene. Avrai probabilmente in questo viaggio qualche piccolo ostacolo, però per il resto mi sembrano carte molto positive. Anche qui l'esito finale è assolutamente, assolutamente favorevole, perché stiamo parlando di veramente una buonissima occasione, e con la carta del pavone, che va ad amplificare i significati positivi in questo caso, perché sono lame positive, il successo è garantito. Dunque direi che questo viaggio a Cremona sarà per te veramente molto positivo. Solo qualche piccolo ostacolo, ma per il resto validissimo. Bene, vediamo qualche altra domanda. Intanto ciao Mary, ciao Paola. Paola, se non puoi telefonare puoi comunque scrivere, e poi in seguito vedrai la diretta e dunque potrai comunque ricevere il tuo esito se non riesci a seguirlo. Allora, vediamo, ok, vediamo Tiziana che ha chiesto se le rinnovano il contratto di lavoro a marzo, e poi dopo guardo te Paola. Vediamo Tiziana. Allora, il taglio è un po', non è proprio positivissimo, è probabile che sul lavoro ci siano parecchi pettegolezzi e forse qualche inimicizia segreta, qualche persona non proprio trasparentissima con te. Vediamo però cosa ci dice il taglio, cosa ci dice, scusami, la lettura. Allora, a te questo lavoro piace, è un lavoro che comunque ti dà una determinata sicurezza, ti stimola a livello mentale, però hai qualche preoccupazione legata al futuro. In compenso devo dire che a livello economico, comunque come realizzazione, se farai attenzione e non brucerai le tue risorse, potrai veramente concretizzare qualcosa. Io vedo però che se parte qualcosa, parte come se fosse una cosa nuova, forse un nuovo incarico all'interno dello stesso lavoro. Ci sarà però un tempo, un fermo, ma poi riceverai una buonissima notizia, una consolante sorpresa. È possibile che ti fermerai a marzo, non ti rinnovino immediatamente, ma poi lo faranno. La notizia sarà buona e l'esito è questo, sarà un cambiamento sicuramente, perché c'è questa carta qua che ci indica un cambiamento, ma in una serie di lame positive sarà un cambiamento positivo per te. Probabilmente lavorerai con un superiore veramente valido, con qualcuno con cui ti piacerà lavorare, che si prenderà anche cura della tua crescita lavorativa e della tua realizzazione. Vediamo Paola, vorrei sapere
C'è scritto che io incontri l'uomo con il quale essere in sintonia con una bella consapevolezza, vibrazione. Grazie. Vediamo. Vediamo Paola. Il taglio è interessante, abbiamo un taglio in cui a quanto pare è possibile che comincerai una relazione di tipo virtuale per cominciare, può essere che nasceranno degli scambi, magari tramite qualche social, è possibile che comunque qualche cosa di interessante venga fuori. Vediamo comunque l'esito delle lame, delle sibille, e direi che hai avuto già una grande occasione in passato, però è un'occasione che non è andata molto bene, infatti chiude con il passato, la linea del passato chiude con il ladro e i deliranti, che comunque è sintomo di, è segno di incomprensioni, discussioni che non avevano né capo né coda, situazioni particolarmente strane, bizzarre e comunque pesanti. Al presente sei un po' abbattuta, forse non ci credi più tanto, hai aspettato a lungo e ti sembra che forse non è una cosa per te di questa vita, eppure da quello che vedo in futuro avrai occasione di incontrare delle persone, anche se probabilmente fra di loro si celerà una persona non proprio positivissima, però per te ci sarà un nuovo inizio con qualcosa che sarà anche duraturo, qualcosa che comunque ti metterà una speranza positiva e la possibilità effettivamente di costruire qualcosa nel tempo. Sì, Paola, secondo me incontrerai qualcuno. Vediamo la domanda successiva. Vi ricordo che comunque potete telefonare e che anzi mi farebbe molto piacere sentirvi. Il numero è 347 8702 622. Io comunque continuo con le domande scritte. Nel momento in cui dovessi ricevere una telefonata darò priorità alla chiamata al telefono. Bene, allora Stefi, ciao, vuole sapere se Maurizio e Sonia continueranno a stare insieme. Vediamo cosa ci dicono le sibille. Ok, ti devo mettere in attesa Stefi perché è arrivata una telefonata. Pronto? Pronto, sono Maria Antonietta. Ciao Maria Antonietta, benvenuta. Dimmi pure la tua data e la tua domanda. Ascolta, la domanda però non era per me, era per sapere di mio figlio, più che altro. Sì? Dimmi, allora, come si chiama tuo figlio? Sì, sì. Mio figlio si chiama Andrea. Sì? È nato il 6/4 dell'88. D'accordo. Cosa vuoi sapere per tuo figlio? Allora, mio figlio ha difficoltà nel trovare una persona da amare, diciamo, ha difficoltà proprio nel rapportarsi col sesso femminile, dopo tanti anni ha avuto un po' di delusioni e quindi non riesce più a stabilire un contatto, lo vogliono solo come amico. E questo a lui dà un dolore enorme. Va bene, allora vediamo se riusciamo a sbloccare questa situazione, insomma se si sblocca e se trova qualcuno, giusto? Sì, giusto. Perfetto. Allora ripetimi il nome di tuo figlio, come lo sono perso nel frattempo. Andrea, giusto? Ok. Andrea, 6 aprile del 88. Ok, perfetto. Vediamo per Andrea. Però è una bella persona tuo figlio. Guarda, è splendido come ragazzo. Porta serenità, allegria dove va, cerca sempre di sostenere le persone. Poi è serio in tutto quello che fa
fa e in tutto quello che dice. Però poi le donne, non lo so, lo vogliono diverso da lui. Non so. Allora, ti devo dire, sai che le sibille non guardano tanto in là nel tempo, hanno, come dire, una previsione 3, massimo 6 mesi. Io in questi 3-6 mesi non vedo grandi cose per lui. Gli si avvicineranno, ma per ora ancora non vedo una persona. Non è ancora il tempo per lui, perché gli si avvicinano, sì, ma o sono persone impegnate e dunque non ci può andare a costruire nulla, oppure purtroppo magari si avvicinano temporaneamente, ma poi non hanno un buon atteggiamento nei suoi confronti. Eppure È proprio così, lui ne soffre tantissimo. purtroppo al momento mi dispiace, ma per ora è ancora così. Più avanti però incontrerà qualcuno valido che saprà anche ascoltarlo, però non si deve demoralizzare, non deve credere che questa è la sua realtà, altrimenti continuerà così. Però per ora, guarda, io ho visto che è veramente una bella persona tuo figlio, perciò gli auguro il meglio. Lui ha avuto un amore, si è innamorato in passato ed è rimasto deluso, adesso è un po'. C'è questa carta qua, ora te la mostro, non so se la riesci a vedere, comunque è stato un po' ingannato da questa persona, ma lui le ha voluto bene veramente. Adesso è un po' una fase così, lui sta anche cambiando, sta diventando anche un po' più freddo, forse più distaccato, si sente solo. Comunque per ora, guarda, avrà dei contatti, ma non saranno ottimali, per ora no. Anche perché poi è lontano dalla famiglia, perché io vivo in Sardegna e lui vive a Torino. Ho capito. Quindi è molto lontano anche da noi, non posso neanche starle molto vicino, se non qualche telefonata, capito? E non ti quindi preoccupare, comunque tuo figlio è in gamba, se la caverà. Ha solo la tendenza a preoccuparsi un po' troppo, però andrà bene. Cioè, adesso, in questo momento, non c'è granché per lui. Mi dispiace, però per ora è così. accettiamo, l'importante è che lo accetti lui. Ma sì, per ora magari il ruolo dell'amico gli riesce meglio. Imparerà qualcosa. Ti ringrazio per aver chiamato, a presto. Ciao, ciao, ciao. Allora, torniamo alla domanda di Stefi, vediamo Maurizio e Sonia se continueranno a stare insieme. Allora, guarda, la situazione è un po' particolare, vediamo il taglio, è una situazione quasi come se andasse avanti con un inganno, non è una situazione trasparentissima e c'è dell'affanno. Andiamo a vedere comunque cosa ci dicono le sibille. Allora, anche qua mi sembra che sia più una questione di comodo. Certo, c'è un sentimento da parte della ragazza. Questa donna probabilmente, soprattutto in passato, può essere stata veramente innamorata di questa persona e ha cercato comunque di creare un contesto, di costruire qualcosa, di sistemarsi in qualche modo con lui, ma lo ha fatto non in modo trasparente, c'è comunque stato un qualche raggiro in qualche modo, non del tutto, anche come dire, un approfittarsi di qualche situazione. Però tiene botto, almeno nel passato. Al presente io vedo una volontà di cambiare le cose, soprattutto da parte di lui che è proprio stanco, comincia a giudicare la situazione e ad avere comunque dei momenti di intolleranza, però alternati a momenti in cui alla fine si fa andare bene la cosa. Vedo però che la situazione non è delle migliori, è una cosa vecchia che si trascina, anche se hanno dei momenti di intimità e li avranno ancora, però ci sono dei blocchi, ma
non vedo un'interruzione in questo momento. È come se comunque ci fosse un desiderio di cambiare le cose, un desiderio di chiudere, ma c'è anche un desiderio però, cioè è come se non ci fosse quella determinazione, c'è soltanto un grande, come dire, rimuginare su eventuali errori che sono stati fatti, però per un po' tengono, però guarda che questo binomio qua, dal momento che il pavone va ad amplificare il significato, tra l'altro questa è la carta più nefasta del mazzo, insieme all'incendio disgrazia, dunque io penso che alla lunga la cosa farà il botto, però non è immediato, hanno comunque degli alti bassi, non vedo sentimenti di nessuna natura se non un opportunismo di fondo. Vediamo allora le di esoteria, cosa vedo nel tuo futuro in generale. Allora, grazie Tiziana, ho letto il tuo commento, grazie. Allora, vi ricordo che se volete potete chiamarmi in diretta, anche se penso che sia il tempo dell'ultima domanda, 347 8702 622, alle 9 però la diretta chiuderà. Vediamo dunque la domanda di Lady Esoteria. Allora, tu sei un po' preoccupata, c'è qualcosa che ti turba, forse non so se è una questione legata magari a un po' di una carenza di energie in questo momento, magari sei un po' sottotono, hai bisogno di recuperare un po', in questo caso ti ricordo che questo circuito aiuta, chiedetecelo perché lo avrete. Allora, tornando comunque a noi, nel tuo passato anche tu hai avuto a che fare con persone non sempre trasparenti nei tuoi confronti, anche se hai avuto una grande opportunità di un cambiamento, forse un viaggio che è stato un viaggio molto positivo, che però ti ha messo di fronte a un qualcosa per il quale tu hai dovuto guardarti dentro e riconoscere di aver fatto alcuni errori, cioè è partito bene ma poi c'è stato forse, sei stata magari anche ingannata in un certo senso, non ti è stato detto tutto, oppure non era il momento giusto, comunque la cosa non è andata bene. In questo momento qualcosa è andato al di là del tuo contributo, cioè come un'interferenza esterna al di sopra della tua volontà, che probabilmente ha spazzato via quello che c'era o comunque non ti ha fatto capire che la cosa non poteva andare. In questo momento comunque sei di buona volontà, le sibille ti suggeriscono di essere fedele a te stessa, di credere nel tuo progetto e nelle tue capacità, anche se tu ne dubiti, vedo che comunque hai qualche afflizione nei confronti del tuo futuro e probabilmente qualcuno non tanto trasparente rema un po' contro, però non ce la farà perché vedo che nel futuro le cose andranno bene e non ci vorrà molto, comincerai a raccogliere i frutti del tuo impegno e del tuo intenso lavoro. Un lavoro che riguarda un qualcosa che ami da molto tempo, una cosa che già facevi e che ti porta veramente ad appassionarti. Vedo comunque delle figure che faranno parte di questo futuro, un uomo veramente valido, più grande di te, che saprà consigliarti e guidarti. Dovrai però fare un grande sforzo, scusami non ho mostrato le carte ma ho mostrato me, dovrai fare comunque un grande sforzo in porti, devi riuscire a portare il tuo messaggio al mondo, cioè devi riuscire a dire quello che pensi al di là di quello che può essere il giudizio degli altri, insomma ti devi dare da fare, ok?
Vediamo l'ultimissima, proprio l'ultimissima perché l'ho vista scritta, però chiudo qui per questa sera dopo questa ultima lettura per Mistica. Carino. Ciao, mi riprenderò moralmente ed economicamente dopo la nascita di mia figlia, siamo sole io e lei. Ok, intanto ovviamente ti auguro veramente il meglio. Sì, hai perso veramente la serenità. Però stiamo a vedere perché c'era la donna di servizio insieme alle due carte che sono cadute e dunque spetterà molto a te rimboccarti le maniche, se ti impegnerai vedrai che... Allora, il taglio indica che ci sarà una persona che ti darà una mano, continua a darti da fare, una persona ti darà una mano anche se magari non è esattamente la persona giusta per te, non è una persona affidabile del tutto, però farà del suo meglio per sostenerti. Mi dispiace, vedo nel tuo passato che sei stata abbandonata. Allora, come ti ho detto, probabilmente la persona che hai amato, che si professava molto preso da te, molto innamorato di te, poi probabilmente non si è assunto le sue responsabilità. Io vedo che comunque avrai occasione di risollevarti, assolutamente sì. Nel tuo presente non è neanche tanto lontano, perché ti daranno una mano, potrai trovare un'attività, un lavoro, devi però non limitarti a immaginarlo, ti devi dare da fare, le occasioni ci sono, avrai un'occasione importante, devi fare attenzione a non sottovalutare un'opportunità e non prenderla alla leggera, cerca di fare la scelta giusta, resta molto centrata e vedrai che se farai un po' di sacrifici le cose andranno bene, perché questa è una lama molto positiva che porta dei buoni risultati e anche se riceverai una notizia non tanto piacevole nell'immediato, ma non subito, e sto parlando poi di un futuro non tanto lontano, la chiusura comunque della lettura di questa sera per te, e anche se all'inizio avrai una notizia che non ti piacerà, riceverai una notizia che non ti piacerà, in realtà sarà una cosa fortunata per te, ti darà la sensazione di dover aspettare un pochino, però per te andrà bene, ti riprenderai, assolutamente sì. Ok, io vi ringrazio per avermi seguito fino qua. Mannaggia, siete timidi, a me piace sentirvi, mi piace quando mi chiamate. Comunque, al di là di questo, io vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano, che è qua su YouTube, lo trovate proprio cercando Marietto Veneziano. Iscrivetevi anche al mio canale, se passate di qui e non l'avete ancora fatto, mi fa molto piacere, in fondo è un sostegno che non costa nulla. E vi invito a chiedere questo circuito perché assolutamente è straordinario per ricaricare le pile, veramente quando siamo sottotono e quando siamo troppo saturi di cose negative. E dunque iscrivetevi anche ai nostri gruppi di Facebook, i Casti Sacerdotali e Magie, Sibille, Tarocchi e Radiestesia. Per oggi è tutto, vi aspetto alla prossima diretta di martedì dove lavoreremo sempre su cose molto interessanti, ma non sarà una diretta sulle sibille, sarà invece un lavoro di radiestesia interattiva. Dunque se vi collegherete ovviamente tratteremo alcuni protocolli benefici e dunque ne trarrete giovamento. Grazie ancora per avermi tenuto compagnia questa sera e ci rivediamo tutti i giorni nei gruppi e qui in diretta martedì. Un grande abbraccio e a presto dalla vostra Hildegarda.